Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci qua, siamo al contenitore pop, così lo chiamiamo. No, nel senso che sempre si parla di cultura con me su questa radio. Cultura non è una parola, non è una parolaccia, e poi col tempo è cambiato anche molto il significato di questa parola, ma naturalmente è l'occasione per riflettere il lunedì su tutta una serie di questioni che hanno come sfondo, diciamo, la cultura popolare, ma che possono riguardare anche, così, per esempio, il mondo giovanile. È il caso di oggi perché noi adesso abbiamo un ospite che ce ne parla un po'. Intanto però vi dico che nella seconda parte, se avete la pazienza di continuare ad ascoltarmi, ecco la terza puntata di Pierpaolo Pasolini con la recita, altra parola oramai che non ha più senso, di una poesia che è una poesia in lingua italiana. Non oso recitare poesie di Pasolini a 50 anni esatti dalla morte, avvenuta i primi di novembre del 75, ma non oso leggere o recitare poesie in lingua furlana, in lingua friulana, perché non ho una padronanza così assoluta di quell'idioma. Quindi ne leggerò una in lingua italiana. Ma a parte questo, ancora ricordi, spunti, per cercare di capire un personaggio che è stato a 50 anni dalla sua orribile morte una pietra miliare della storia dell'intelligenza italiana e padana. Ecco, e poi ancora altre notizie che riguardano Capracotta, perché è uscito un dizionario interessantissimo che sta avendo un certo successo. Capracotta è nel Molise, ed è naturalmente l'occasione per ritornare un po' su quel mondo dialettale tanto dimenticato. E ancora il leone di San Marco, qualcuno sostiene che sia di marca cinese, ma potrebbe essere una fake news. Allora, adesso noi abbiamo già in contatto la nostra cara amica Maria Teresa Baldini. Allora, la voglio ripresentare dopo che, comunque, lo ricordiamo, tanti anni fa teneva una rubrica di grandissimo pregio proprio su questa radio che una volta si chiamava Radio Padania. Ma naturalmente molti se la ricorderanno. Onorevole, medico, chirurgo plastico, studiosa e eccellente di tradizioni, partendo dalla sua Versiglia per ovviamente poi andare a scoprire tutti gli angoli della penisola e della pianura. Va bene, allora Maria Teresa, se ci sei, batti un colpo. Sì, ci sono, magari un pochino, diciamo, potete sentire un pochino di rumore perché sono su un treno. Sto andando a Roma, quindi... Beh, sempre in trasferimento da una località all'altra. Sempre continuo. Benissimo, allora oggi vogliamo impostare in chiave di cultura, sempre il lunedì è una cultura più popolare, ma non è una brutta parola popolare nel senso che non vuole ergersi ad accademia che fa capire al mondo le grandi verità. Non è questo lo spirito della trasmissione, quanto invece stare vicino a quelle che sono le esigenze della gente comune, in senso buono e in senso lato. Allora, vogliamo parlare per esempio oggi di sport e giovani, una tematica accidentata per tantissimi motivi, soprattutto per le lacune che ci sono state fin dai tempi, mi ricordo, della DC e di quando comandava il mondo quella singolare impasto di uomini, ma poi anche nei tempi più recenti. Tu ovviamente, partendo anche dal versante della medicina anche sportiva in senso lato, ma comunque medicina, conosci anche e soprattutto quel mondo che è un mondo oggi come oggi in grande rivolta, è una parola stupida perché la rivolta forse andava bene per il 68, è in grande subbuglio perché da una parte abbiamo i famosi social che sembrano deragliare l'umanità più giovane verso una sorta di delirio di onnipotenza, e dall'altra tante brutte questioni legate anche all'economia e a quant'altro. Allora, come possiamo impostare oggi questa faccenda, cara Maria Teresa? Allora, intanto io vorrei ricordarti questo, che io sono venuta a Milano a 15 anni perché sono nata a Forte dei Marmi, sono cresciuta lì proprio per lo sport. Sono venuta perché ero una nazionale di basket,
ho giocato a basket nazionale, ho giocato, insomma, ho vinto scudetti, Coppa dei Campioni, quindi ho fatto proprio lo sport. Poi dopo contemporaneamente ho studiato e ho fatto il chirurgo all'Istituto Tumori per tanti anni. Ma quindi lo sport lo conosco perché l'ho fatto, e poi chiaramente l'aspetto medico è quello che ti permette magari di dare anche un giudizio più, diciamo, tra corpo e mente, diciamo, l'importanza di fare sport. Credo che il sport sia una necessità importante impostandola come valore, cioè i valori che lo sport riesce a trasmettere. Se lo sport è sport, perché le problematiche che sono successe, io anche recentemente sul discorso del basket, no? Che mi sono molto meravigliata di questo fatto, insomma è sempre stato uno sport abbastanza, diciamo, educato, no? Sia come tifoseria sia come, ma non ha riguardato i giocatori, ha riguardato la tifoseria. Io credo che oggi i giovani portare avanti in una società i valori dello sport sia fondamentale, perché sono quei valori della quotidianità, no? Cioè nei rapporti con gli altri, appunto con un discorso popolare, cioè nei rapporti tra la vita, tra la gente normale, i valori di lealtà, i valori di scegliere un gioco, e anche un valore di identità molto importante, perché fare sport è quello che ti si addice di più, e lo fai perché lo vuoi fare tu, perché è adatto a te, perché ti riconosci in quello che fai, ed è qualcosa che ti fa crescere, cioè a livello educativo credo che oggi il problema fondamentale sia quello educativo, no? Anche quando si parla di violenza, certo. Bisogna ripartire dall'educazione, bisogna ripartire da quei valori trasmessi, sempre trasmessi in una società dove esiste un equilibrio. Oggi viene a mancare questo tipo di realtà, no? Cioè quei rapporti, appunto, quei valori di realtà, valori di conoscenza dei propri limiti, valori comunque di sacrificio per raggiungere un obiettivo, oggi sembrano veramente in crisi perché i fatti lo dimostrano. Quando c'è violenza in una società, violenza, dalla violenza verbale alla violenza fisica, i rapporti diventano problematici sempre. Comunque ci sarà un perché su questo fatto. E allora si parla di valori, no? Qualcuno magari si rompe anche le scatole e dice portate i valori, riportare i valori, che vuol dire? Vuol dire portare i valori della quotidianità, di quelli che fanno convivere le persone. E lo sport è un grande educatore. In una società dove la famiglia, la trasmissione di questi valori viene oggi a mancare, e anche i rapporti che i ragazzi hanno con lo sport sono sempre più in crisi, perché non sono più concentrati sul fatto fai sport perché ti fa bene, che si mente sano, il corpo è sano, no? Dicevano gli antichi, è un equilibrio, cioè una cosa importante, perché lo sport fa bene al corpo, da medico questo te lo dico, ma fino a un certo punto, perché a volte degli sport estremi, insomma, possono fare anche un po' male, ma comunque fa soprattutto bene alla mente, perché ti crea quella disciplina e appunto questa raccolta di valori, questa quotidianità fatta sulla prova verso se stessi, di responsabilità verso se stessi, che oggi secondo me risponde proprio a una carenza educativa, sociale, politica, no? Che siamo a questo punto. Certo, ecco, il recente fattaccio, diciamo così, appunto, della violenza che ha portato addirittura alla morte di un autista di pullman, mi ha lasciato francamente sgomento, perché nella mia forse ingenuità pensavo che il mondo del basket, che tu appunto so che hai frequentato anche con grandi successi, ebbene sia così, a questo livello di delirio e di passione deviata. Io pensavo solo al calcio, pensavo ad altri sport che comunque fanno scattare automaticamente, secondo me, il rischio della violenza. Ma guarda, hai perfettamente ragione. Tu pensa che il basket dall'anno scorso è stato riconosciuto dall'ONU come l'unico sport collettivo di squadra. È stato riconosciuto al basket una giornata, il Day Basketball, che è il 21 dicembre, proprio per l'inclusività e l'inclusività, i rapporti sociali che riesce a sviluppare proprio solo al basket.
perché proprio è diffuso e riesce a fare, diciamo, dei miracoli anche in luoghi dove veramente, veramente c'è bisogno diciamo, di portare avanti determinati valori per ricostruire una società fatta in un certo modo. Il basket ha avuto proprio questa giornata. Quest'anno, con quello che è successo a Pistoia, insomma, con la squadra di Pistoia, no? A Rieti, è veramente da far ripensare cosa vuol dire fare sport oggi in Italia e come diciamo, responsabile, diciamo, il rapporto di responsabilizzare le cose che si fanno. Perché oggi sì, c'è la curva nord, la curva sud, io tra l'altro il basket non avevo mai sentita questa storia curve e non curve, ma chi sono queste persone? Cioè dobbiamo a questo punto sapere chi sono, cosa fanno e dargli una responsabilità, perché altrimenti noi rischiamo di spaccare, cioè di rovinare una cosa bella, perché lo sportivo è una cosa bella, cioè aiuta l'individuo a fare sport, aiuta l'individuo a farlo diventare un cittadino, a crearli, diciamo, a rafforzare e dare un'identità a quello che sta facendo. Certamente. Oltretutto, siccome parliamo, come tutti sanno, da una radio identitaria, dobbiamo agire sulla responsabilità certo, di chi sono e chi non sono, ecco, nome e cognome. Mi preoccupa questo cattivo modo di gestire una forma di campanilismo che è la cosa più lontana da quella che è per noi l'identità e la tradizione, no? Nel senso che io appartengo a una città, ma regalo la parte migliore della mia città quando vado a trovare delle altre persone che stanno in un'altra città. Questo è il senso ultimo, no? Dell'identitarismo. Questo è il senso vero culturale dell'identità. Chi ha capito questo messaggio lo porta avanti come Maria, ti faccio i miei complimenti come stai facendo tu, è una cosa davvero importante, è la cosa più importante che esiste in un luogo per mantenere intatti quei valori che la società davvero necessita per poter stare in piedi. Allora, se manca l'aspetto culturale, perché l'identità si pensa che l'identità sia legata a una cosa, appunto, qualcuno pensa a un campanilismo chiuso così, assolutamente non è vero, cioè conoscere le origini vuol dire conoscere il seme, ma mescolare insieme ad altre situazioni positive, no? O allontanando quelle negative, costruire un percorso che è fatta di inglobare persone, di modificare, altrimenti rimarremo ai tempi del Medioevo, che oggi è cambiato. Certamente. È proprio questo che lo sport riesce che fa. E io ero così veramente, tant'è vero che avevo fatto insieme a Meneghin, Meneghin, Marzorati, insomma, Peterson, avevamo fatto questa giornata l'anno scorso al Palalido, proprio per la prima volta col collegamento con gli Stati Uniti, per dire guarda che bello, c'è un World Basketball Day che vuol dire che il basket è riuscito a fare questa inclusività e mantenendo sempre la propria identità, nel senso che è la squadra. Ma vedi, è brutto dire perché sembra di banalizzare la cosa, ma quando girano, cioè si fa qualche cosa non perché si crede, ma perché c'è un interesse, allora le cose cambiano sempre, si modificano in senso negativo. Certo. Cioè, per carità, ecco, direi appunto lo spettro di una società non solidarista, solitaristica, cioè di solitari che oramai comunicano soltanto via chat, è proprio quello che si contrappone a quell'immagine dello sport come incontro, no? Cioè qui c'è probabilmente un delirio che si è ingenerato nelle ultimissime generazioni di giovani che pensano di risolvere tutti i problemi stando seduti davanti a un computer o a uno smartphone, no? Giustamente. Per cui tornare a vivere open air, no? O sbaglio? Sei tu qui a fare da magistra, da maestra assoluta della questione, no? Cosa ci dici? Cioè, io credo che oggi la cultura dello sport sia molto femminile, sia molto importante.
Allora, ma non soltanto per quello, cioè bisogna vederlo in un altro modo, non soltanto il gesto atletico che chiaramente è più forte il maschile del femminile, ma proprio nel vedere questo aspetto di inclusività. Tieni presente che la madre, la mamma, è fondamentale nell'educazione sportiva del figlio. Io sono sempre stata una sportiva, come ti ho detto, ho un figlio pilota, ma non è solo che va su sì, pilota automobilistico, d'accordo, lui fa tutti gli sport, è una cosa incredibile. Adesso per fortuna che è grande, che quindi quei 300 all'ora, insomma, sa che quando aveva 16 anni facevano un gran mio, abbia un gran problema, ma fa sport perché ha la testa per fare lo sport, cioè voglio dire, a lui ormai, per lui fare sport, io ti parlo di una cosa personale perché riesco a trasmettertela di più, no? Certo. Cioè è una cosa importante. Oggi invece cosa si assiste? Si assiste troppo a ragazzi che escono da scuola, poi hanno l'ora di tennis, l'ora di nuoto, l'ora così, cioè è una cosa pazzesca. Io ti assicuro, non sapevo mio figlio cosa voleva fare sempre, cioè non ho mai detto fai questo, fai quello, fai quell'altro. Ma non mi seguivano i miei genitori, che io insomma sono arrivata ai massimi livelli del basket femminile, no? La prima Coppa dei Campioni del GEAS l'ho vinta, che era una cosa, ma sì, venivano qualche volta, nonostante che erano forte dei magni, venivano a vedere la partita. Oggi invece vogliamo assolutamente il campione, fregate, quello va avanti quello. Non è così lo sport. Lo sport è inclusività, lo sport è fare gruppo, lo sport è fare squadra, ma Sì, anche sì. nello sport individuale c'è la squadra, no? Che le Assolutamente. persone, cioè Guarda, l'equipe che ti gira mentre intorno. stai parlando mi viene un po' diciamo in mente l'esempio di quello che viene considerato oggi il maggiore sportivo italiano, Yannick Sinner. Io non è la sede giusta, questa in questo momento in questa trasmissione per parlarne, non voglio creare problemi. Certamente è al centro di un dibattito enorme questo ragazzo per tantissimi. Certo che è un dibattito, perché vedi, allora, tanto voglio dire, è un grande campione, quindi quando c'è il campione è sempre una cosa positiva, perché fare sport bisogna avere anche qualcuno per cioè da imitare, da seguire, no? Vedi che adesso seguono il campione, tutti vogliono giocare a tennis. Certo. Però sai, qua si tratta di parlare con di persone che quando fanno una partita, fanno un torneo, guadagnano quello che cioè è il sogno, no? Della gente, guadagnare anche quei soldi, non soltanto perché gioca bene, ma è stato come il discorso del calcio. No? Ecco, a questo proposito, non ti sembra che adesso ragiono proprio da uomo della strada, molto bru bru, come si dice a Milano, ma non ti sembra che certi onorari siano eccessivi di certi campioni in alcuni sport? Perché va bene tutto, ma una volta Rivera e Mazzola guadagnavano 10 volte di più di un professore, adesso guadagnano 100, i calciatori, i tennisti eccetera guadagnano 1000 volte di più. Adesso è un ragionamento molto cretino il mio, però sai, a volte anche questo può creare degli scompensi in relazione all'argomento che stiamo svolgendo, cioè come si vede lo ma sport. è così, perché vedi, il problema è tutto, cioè di persone che magari riescono a raggiungere questo, poi gli cambia completamente il modo di vivere, no? Perché chiaramente uno, se ha disponibilità parliamo di milioni e milioni che guadagna con una gara, è chiaro che il valore del lavoro, il valore del guadagno relativo al lavoro salta, e su molte persone crea anche dei grossi problemi di equilibrio. Perché è vero che il grande campione è sempre giustificato, e se tu vai contro qualcuno chi se ne frega del Maradona di turno, però insomma questo Certo. è molto in determinate situazioni mentali, no? Psicologiche, insomma una persona che usava sostanze stupefacenti continuamente. Quindi cioè essere campione, il campione si valuta sempre alla distanza, no? Cioè che cosa fa? Gioca a calcio, gioca a tennis, gioca qui, gioca là, ma poi nella vita che cosa fa? Cioè come spende i suoi soldi, capito? Come riesce a fare un qualcosa di positivo per la società. Ecco, questo è secondo me
la base su cui bisognerebbe ragionare. Certo, qualcuno dice sì, ne prende questi soldi, però li porta poi dall'altra parte, quindi anche un'economia nostra è spostata, insomma, la riflessione bisognerebbe farla, no? Ecco, un altro aspetto è un po' l'allungamento della vita sportiva, perché una volta mi ricordo quando ero ragazzo, un calciatore, un ciclista, ma mi sembra anche un cestista, insomma, quando arrivava sui 30-35, ma cominciava a scricchiolare. Adesso noi vediamo persone che ancora a 40 anni corrono e vincono, giocano e vincono, no? Ecco, questo fatto non potrebbe aver inciso sulla sensazione da parte dei giovani che alla fine bisogna impegnarsi troppo a lungo e quindi diventa un mestiere, perché insomma l'idea una volta era quella, adesso io mi do allo sport, però insomma quando metto sulla pancia chi se ne frega. Adesso le cose sono cambiate, ma paradossalmente questo fatto, anziché portare a un avvicinamento, secondo me porta all'allontanamento da parte del ragazzino, che non è più, specialmente al nord per esempio, no? In Padania il ragazzino non ha più voglia di sbattersi per conquistare, non so. Ci sono tanti aspetti, no? Allora, intanto con la scorsa legislatura, no, è stato messo in Costituzione lo sport, no? Quindi col benessere psicofisico, tutto questo quest'altro. E va bene, questo può essere un passo avanti. Però il passo avanti successivo dovrebbe essere quello di avere il diritto allo sport, cioè che tutti possano fare sport, no? Perché oggi pensiamo a un Sinner che diventa il modello e lo sport da imitare, ma costa un'ora di tennis, tutti lo possono fare, mentre tante volte, cioè prima era soprattutto una rivincita, no? Da parte di qualcuno che si impegnava perché riusciva dalla strada a uscire e toccare i vertici dello sport e diventare un campione. Oggi questo è sempre più difficile, perché comunque chi fa sport lo può fare, ma anche banalmente una famiglia, anche piscina, cioè, nuoto, tennis, sono sport costosi. Certo. Allora, tutti dovrebbero avere il diritto di fare lo sport. Io mi sono sempre battuta per i campetti all'aperto, mantenuti e tenuti in un certo modo, solo 2 canestri, poi arrivederci ai baci e nessuno se ne frega se sono spaccati, se il pavimento è tutto rotto e c'è un pallone in giro. Ma questo si chiama sport a cielo aperto, che darebbe l'opportunità a tanti ragazzi di fare sport. Allora, e questa è una cosa importante, perché lo sport inizia sempre attraverso il gioco, non inizia cioè io sono andata a giocare, perché mi piaceva con la palla tirare a canestro, ma non perché, sì, poi diceva vabbè sono alta, ed era una cosa che è chiaro che è diventato, no? Io, sai, 1,88 quando 40 anni fa era una cosa, di più, 50 anni fa quasi, era una cosa altissima, no? Però ho scelto chiaramente lo sport che rispondeva a me perché lo riuscivo a fare, no? Perché ero portata per farlo. Però io ho iniziato a giocare con la palla. Invece vogliamo il campione subito perché devi fare quello, perché tu puoi investire. Infatti io sento a volte delle persone che mi dicono, sai, pazienti, no, voglio investire su mio figlio per lo sport. Ma come investire? Cioè, cosa vuol dire investire? Cioè, porti tuo figlio a giocare. Quindi se non diventa una cosa che la fai perché ci credi, perché ti piace fare, cambia il valore, cioè non so se chiamarlo nemmeno sport. Fai un investimento come dire, facciamo un investimento e che ne so, compriamo questo pezzo di terra e proviamo a investire, no? Cioè, i valori sportivi sono quei lavori appunto di identità, di lealtà, di conoscenza dei limiti, di formazione della persona, di formazione del cittadino, dovrebbero essere quelli che spingono ancora, e che tu in mezzo a tutta a questo marasma di persone che giocano, che fanno, escono fuori dei campioni. Vedi che i campioni escono sempre di meno. Certo. Perché magari quelli che avrebbero a disposizione volontà maggiore, perché magari hanno condizioni anche che vogliono emergere, un riscatto sociale in un certo modo. E purtroppo bisogna dire una cosa, adesso sembrerò molto razzista, ma è un dato di fatto. Persone che vengono, cioè ci sono tutti questi stranieri, no? Stranieri, soprattutto africani, che vengono, che cominciano a giocare, lo prendono come lavoro, un loro riscatto, e lo sport diventerà sempre più di persone che vengono da questi paesi.
Perché comunque loro hanno questo riscatto sociale, comunque loro hanno la possibilità, gli diamo la possibilità chiaramente di poter fare sport, e bisognerà riflettere anche su questo, perché comunque investiamo tanto nello sport, bisogna vedere se questi risultati poi, perché non è che possiamo tutti fare sport e non fare altro, cioè io mi sono laureata in medicina e ho lasciato, quando ho cominciato l'Istituto Tumori, ho lasciato Aeronazionale Italiana di Basket, l'ho lasciato, ero pagata, non è che non ero pagata, per andare a un lavoro. Invece adesso se fai sport sei un divo e basta, capito? Cioè, il lavoro, io credo che un paese si regga sul proprio lavoro, sul lavoro che fanno le persone che vi abitano. Non è che possiamo pensare solo a fare sport, dobbiamo fare quello e l'altro. Il modello dei college americani di fare sport all'interno della scuola è un modello che noi dovremmo rapidamente, ma anche proprio dalle elementari, portare avanti. Invece non c'è ancora questa mentalità. Tu pensa che mio figlio, quando avevo fatto fare la scuola non italiana, a scuola inglese, perché facevano sport. Infatti da quando ero piccolino fanno sport. Però sei tu che educhi, cioè uno Stato che educa il giovane a fare sport, ma anche a studiare e a prepararsi per un lavoro, altrimenti che fai? Ecco, un'ultima battuta sulla questione della medicina per lo sport, cioè nel senso che io ho visto fin quando oramai gli anni sono passati e davvero tanti, cioè c'è un'assistenza necessaria per qualsiasi tipo di sport, per tutte le contratture possibili, minimo, fratture non ne parliamo, e altre faccende. Questo sfondo come viene vissuto dai giovani oggi? Come un handicap, come un fattore appunto perché c'è quasi un rifiuto del corpo anche nei suoi aspetti, sia nei suoi aspetti buoni che negli aspetti meno buoni, no? Con questa virtualità dei social eccetera, un rifiuto del corpo che arriva evidentemente a denigrare anche il rischio di farsi del male. Non so come la vedi tu. Ma cioè, non ho capito bene, cioè, cosa vuoi dirmi, cioè la medicina dello sport è così attenta è attenta, ma il ragazzo è disponibile a collaborare col medico, e questo è il punto, no? Oggi come oggi. Non tanto, cioè collabora ormai con tutta una serie di figure che gli danno indicazioni per aumentare potenza, per aumentare cose, che sono figure importanti, cioè la massofisioterapia, il chiropratico, tutte queste figure intermedie che dovrebbero essere quelle che però dovrebbero seguire, diciamo, una strada medica, no? E che molte volte succede, ma molte volte sempre per disponibilità, per organizzazione, tutto quanto non avviene. Ad esempio penso, non so, anche alla scuola non esiste più, questa è l'avevo anche proposto in Parlamento, ma assolutamente il medico scolastico, una figura fondamentale, no? Certo. Eppure cioè si va sullo psicologo ma non si va sul medico. È vero, verissimo. Si va a parlare di cose che dicono mentali. No, cioè c'è anche una struttura, cioè se una persona ha delle patologie o ha comunque un problema muscolare, un problema tendino, cioè voglio dire, una mancanza di tonicità muscolare, bisogna che faccia assolutamente. Senti, siamo arrivati al termine dell'intervista a Vossia, si diceva una volta, ecco, con un linguaggio un po' paludato. Grazie moltissimo di tutti i suggerimenti e le riflessioni che ci hai dato, e a risentirci su queste onde, come si suol dire, Maria Teresa. Ecco, grazie di esistere, a risentirci, arrivederci. Grazie a te, grazie, ciao. Adesso ciao, il break e torniamo dopo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Eccoci qui nuovamente, torniamo a parlare di Pasolini. Certo, qualcuno si sorprenderà che per 3-4 volte, l'ultima volta lo farò proprio nel giorno esatto dei 50 anni dalla morte, io voglia intrattenermi idealmente con questa figura che bisogna riconoscere viene da un versante. È una figura storica oramai, perché dopo 50 anni si appartiene alla storia, viene da un versante che non è diciamo particolarmente amato né da me né dai nostri cari ascoltatori, un versante di cultura che già allora veniva denominata insomma di sinistra, marxista, marxiana, eccetera eccetera. Però ripeto, il concetto è molto importante. Già da qualche anno dopo la morte, questo personaggio, Pierpaolo Pasolini, è diventato un patrimonio di tutta trasversale di tutta la cultura, di tutta la memoria culturale italiana e padana, e in particolare appunto la stessa destra culturale. Lo ripeto perché non è facile da digerire e sono convinto che comunque un po' perché lui era effettivamente indigesto come persona, come modo di fare, non era simpaticissimo Pierpaolo Pasolini, sono sicuro che qualcuno di voi storce il naso, però sappiate che la cultura di destra, cultura non politica, ma sappiamo che sta prima la cultura e poi la politica, è stato in grado di digerire e di apprezzare alcuni spunti pasoliniani, e in questi 50 anni moltissime le iniziative, ovviamente adesso per l'approssimarsi dell'anniversario esatto ci sono moltissimi convegni che sono stati approntati, dove appunto la figura del friulano che poi viene a Roma e vive un'esperienza al limite dell'impossibile nel bene e nel male, ecco, è una figura che è riuscita a cogliere alcuni problemi che anche il nostro mondo culturale, insomma anche un orizzonte per esempio liberale come quello a cui noi riteniamo di appartenere, capisce, coglie e ha bisogno di sentirne ancora le parole, soprattutto, lo ripeto, quegli ultimi scritti corsari, il titolo poi è del libro che li raccoglie, in cui Pasolini sul Corsera nei primi anni 70 lancia i suoi strali nei confronti di una società che sta diventando, dice lui, mondialista, un tipo di capitalismo finanziario e non più effettivamente responsabile e libero, in grado quindi di aiutare davvero il mondo, una realtà che diventa sempre più consumistica e quindi tradisce che cosa? Le radici, l'identità alle quali lui era molto affezionato. Allora, a questo proposito io vi voglio leggere una poesia in lingua italiana. Una volta io su queste onde tenevo anche una trasmissione tutte le mattine, una pillola di poesie in lingua dialettale,
che in parte erano tratte, parliamo degli anni, fine anni 90, dunque che in parte erano tratte dalla sua antologia, proprio che Pasolini, ecco un'altra opera esemplare che va riletta. Il Pasolini aveva scritto un'antologia di poeti dialettali e si era soffermato in modo particolare sui poeti del nord, riconoscendo la loro specifica identità. Ma adesso vi voglio leggere questa poesia in lingua italiana che comunque rende ragione non della bravura, perché sarebbe stata una parola che Pasolini non avrebbe apprezzato, ma della capacità di aderire a quello che lui, con la sua straordinaria osservazione, no, occhi di lince, ma non sul piano materiale, ma sul piano morale, aveva della natura e della società inserita in questa natura. Quindi vi leggo appunto limpida fontana di Vinchiaredo. Vinchiaredo è una località friulana. Acque modeste, tenerissimi legni. Oggi a 20 anni io vi vedo, vi ascolto, del vecchio fermento indifferente. Ai miei piedi, dal prato basso, l'acqua rampolla e lenta vola e ininterrotta ricompone il suo canto più lontano. Per me quell'onda canta, ma precluso alla sua interna gioia e al fresco riso, mi tormento a guardarla ed ecco, scopro celesti giovinette, antichi giuochi e corse, voci. Ah, certo, non è questo che si cela vicino in questi spazi ignoti e ricanta impassibile in quell'acqua. Qui abbiamo una sorta di Petrarca al contrario. Ricordate Petrarca, che secondo me è il più grande poeta in lingua italiana. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me pardonna. Dio santo, ma chi è stato capace di scrivere una poesia più bella di questa? Lui, Pasolini, è un Petrarca al contrario, perché ritrova, partendo dalla classicità, il senso ultimo di un'ansia che era la tutta sua di Pasolini, l'ansia tormentata della sua difficile adolescenza friulana e poi romana, gioventù. Quindi l'ansia di ritrovare in quella voce di quell'acqua e di quella fonte anche l'angoscia della vita giovanile che lui evidentemente aveva vissuto allora nell'estremità nord-orientale d'Italia in termini di emarginazione, perché erano già appalesati i suoi problemi anche di natura sessuale. Quindi è soltanto uno stralcio, altre poesie ve ne leggerò poi sabato prossimo, ma lo stralcio tratto appunto dalla sua raccolta maggiore è quello di chi evidentemente riesce ad aderire a certi dati dell'osservazione naturale, ma con un timbro tutto suo, che era poi l'originalità stessa del Pasolini. Il libro di cui voglio parlare oggi sono le lettere con la nuova edizione di qualche anno fa a cura di Antonella Giordano e Nico Naldini. Lui scrisse tantissime lettere, cioè bisogna dire che questo uomo così travagliato sul piano umano, corporeo e prosemico significa del rapporto con gli altri e con lo spazio. Lui ebbe la felicità e la capacità di scrivere una quantità enorme di romanzi, di poesie, di lettere, di articoli, eccetera, eccetera, che evidentemente nella solitudine ombrosa della Roma che lo avevo scritto in un articolo sulla Padania qualche anno fa,
che lo aveva rubato alla padanità, lo aveva praticamente tolto al mondo padano, ma lo aveva inserito in un tunnel che in qualche modo lui visse fino in fondo, fino al punto, lo ripetiamo, in cui fu ucciso, ma non fu ucciso soltanto per motivi di mercenariato omofilo, ma anche probabilmente perché lui sapeva delle notizie, sapeva delle cose che qualchedun altro non sapeva e che non voleva fossero, come dire, fatte pubbliche. Per esempio, nel romanzo Petrolio, lo ripeto ancora, ma sono questioni che fanno rizzare, come dire, i capelli in testa. Nel romanzo Petrolio, lui prefigura in un bellissimo capitolo, se volete, non leggete i capitoli pansessualistici dedicati alla masturbazione, che fanno abbastanza schifo. Cioè, leggete però i capitoli che contano. Lui aveva previsto la strage di Bologna, l'aveva prevista, quindi aveva degli informatori nei primi anni 70 che già da 10 anni prima si stava organizzando una spaventosa strage che troverà il suo epilogo alle famose ore 11:25 del 2 agosto del 1980. Non solo, ma lui aveva delle conoscenze, proprio è tipico secondo me di queste personalità che agiscono nell'ombra, che non sono giornalisti alla Ranucci, per intenderci, no? Che vanno in giro a rompere i cosiddetti. No, sono persone che vivono nell'ombra, ma hanno una capacità di andare nei posti giusti, con le persone giuste e raccogliere certe informazioni, appunto. E poi il titolo del romanzo Petrolio è legato al fatto che in quegli anni l'Italia stava vivendo una sorta di rivoluzione, anche al peggio, con l'aumento dei prezzi della benzina, legato al crollo del rapporto con il Medio Oriente e anche alla fine dell'epoca Mattei, no? Quindi lui sapeva alcune cose che altri non sapevano, ma le lettere, in realtà, oltre a parlare anche di queste cose, sono lettere a grandi poeti come Franco Fortini. Franco Fortini, toscano, amava deliziarsi d'estate alla foce del fiume Magra, ma nella realtà era molto attento all'evoluzione del mondo politico di allora e apparteneva sicuramente anche lui a quella determinata congerie umana, ecco, che affolla la sinistra. Ma a volte queste persone, nella distopia e distonia delle loro tesi assurde, avevano anche la capacità di auscultare i segreti dell'animo umano. E in una lettera a Franco Fortini, lo stesso Pasolini lo dimostra, appunto, perché dice, appunto: scusa se ho tanto tardato, ma aspettavo sempre di avere il tempo per rispondere con una lunga lettera. Questo tempo non arriva e devo ricorrere a tentativi su un biglietto. Hai un po' dilatato la mia accusa di moralismo. Sì, qui c'è certamente uno scambio un po' di masturbazioni mentali con lo stesso Fortini, che era tipico dell'epoca, di un'epoca che pensava troppo e agiva male. E adesso forse si agisce troppo e si pensa male, è il contrario, perché i tempi sono cambiati. E devo dire, se Pasolini potesse rinascere, o insomma voltandosi nella tomba, proverebbe un orrore non tanto della sua parte politica, non tanto della parte avversa, ma della sua stessa parte politica. Sì, perché poi alla fine anche l'omosessualismo di Pasolini non era quello dell'LGBTQ, dei gay pride o di altre forme ostentate, che lui non voleva, di cui non voleva parlarne, anche perché, ecco, questo è il tormento dell'uomo, lui credeva in Cristo, credeva in Gesù, e non è il solo, ci sono tanti altri intellettuali, anche lombardi,
che hanno vissuto questo dramma spaventoso di una omosessualità coniata con il cristianesimo, no? Viene in mente Testori, altro grande romanziero, critico d'arte, eccetera, eccetera, che ha scritto tante cose interessanti. Ma nel complesso, con Fortini stesso, non ve la risparmio la lettera, va avanti a parlare di politica. Però attenzione, quando il Pasolini parla di politica, non parla del teatrino politico che ancora oggi diventa ossessivo, fastidioso, eccetera. Parla dei principi, parla delle norme morali che presiedono alla vita politica. E tutto questo ci induce a pensare che allora comunque, non per una nostalgia di tempi che avevano le loro ombre e i loro vizi, però insomma allora si poteva ancora gustare quello che era un dibattito culturale, metapolitico, che oggi francamente non trovo più da nessuna parte. Ecco, allora le lettere sono edite dalla Garzanti, sono tantissime, sono non solo a tanti intellettuali, Leonetti, Porzio, eccetera, ma anche a tantissima altra gente che lui conosceva e con i quali intratteneva un rapporto in cui non parlava assolutamente, per esempio, della vita intima che conduceva, sappiamo tutti e non dobbiamo nasconderlo, no? Con i suoi ragazzini, ragazzacci romani, no? Che andava così con i quali esercitava con le più acrobatiche posizioni di accoppiamento. Va bene, fa parte di un essere di una dimensione privata che ovviamente da parte di un eterosessuale fa anche abbastanza schifo, questo me lo concedete, però in realtà la capacità di Pasolini di non parlarne mai o di non parlarne nella maniera sbagliata e soprattutto di impostare un livello di analisi intellettuale unico nel suo genere, di altissimo calibro, in grado appunto di condannare la morte della tradizione, la capacità di aderire anche a questioni identitarie. Lui aveva conosciuto i primi rigurgiti prima di morire del padanismo, del lombardismo, e non lo disopprovava affatto sotto questo punto di vista, al netto del fatto che oggi è anche superato dalla storia nel senso buono, che si è poi incanalato in un federalismo autonomista che è sacrosanto. Però noi siamo di fronte a chi, l'ho già detto, viveva una missione, non voglio usare il termine che anche Marco Rizzo, il noto politico che è diventato destrorso da sinistrorso, usa spesso, il karma. Cioè, uno degli ultimi video dice: adesso io credo nel karma. Ecco, siamo arrivati a questo punto. Non voglio usare la parola karma, ma probabilmente in quella dimensione lì che oggi viene chiamata karma c'era tutto questo per Pasolini, da vivere tutta questa realtà, il rapporto di eccessivo amore con la madre, quindi complesso di Edipo, la questione del sesso come mezzo di comunicazione bulimico, perché chi legge Petrolio, cioè a un certo punto lo pianta, la tentazione di piantarlo, dice basta, ma chi se ne frega di tutte le versioni vero di Kama Sutra omofiliaco che possono esistere, basta. Ecco, però l'osare tanto da quel punto di vista là è soltanto una legge junghiana di compensazione di altre virtù che aveva sicuramente Pasolini, che ha dimostrato come cineasta nei suoi film, addirittura in uno collaborò Totò, che ha dimostrato in tantissime altre realtà. Certo, poi gli ultimi film, l'ho già detto, gli ultimi film sono penosi, perché le 100 giornate di Sodoma, ecco, sono oramai il rigurgito estremo di un uomo malato che non riesce più, come diceva Anna Oxa, non vedo più la realtà, no? Quella canzone mi è rimasta nel cuore, non vedo più la realtà. Lui, Pasolini, non riusciva più a vedere la realtà, rimaneva accecato, forse perché aveva anche conosciuto e saputo delle cose che lo avevano stravolto a livello politico, finanziario, eccetera eccetera, e che lui non derubricava più a livello marxista, perché gli ultimi anni non sono quelli di un marxista,
pacifista, sono quelli quasi di un Céline, Pier Ferdinand Céline alla rovescia, di un uomo che potrebbe essere stato di destra e che provava un profondo ribrezzo nei confronti dello stesso partito comunista di allora, che stava incanalandosi, ecco, attraverso Berlinguer verso un compromesso storico che già preludeva a un cambiamento di tono nella difesa della classe operaia, cioè non era più difesa della classe operaia, ma era tentativo di posizionarsi coi poteri forti, con tutto il rispetto di chi evidentemente ancora oggi considera Berlinguer un uomo politico straordinario. Ecco, gli ultimi minuti però li volevo dedicare al mondo dialettale, che voi sapete la radio non ha più una trasmissione che si interessa direttamente di lingue locali, ma all'interno della mia trasmissione ci sono delle aree che ogni tanto vero, concernono questa realtà che personalmente, come sapete, ho praticato come direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde. Bene, c'è un paesino del Molise che già il nome è tutto un programma, Capracotta. Io quando mio papà, che adesso è morto da un pezzo, novarese puro sangue, allora mi portava in giro per l'Italia e quel giorno arrivammo giù nel Molise, arrivammo sul mare a Termoli, no? Una località comunque piena di luce, di colori, eccetera, eccetera, e quella mattina mi ricordo benissimo: senti Andrea, oggi andiamo a Capracotta. Mamma mia, che sarà? Capracotta. Cioè è un paesino incastonato nella montagna dove le capre sono più numerose degli uomini e dove evidentemente il rapporto con l'alimentazione aveva fatto scegliere, secondo la migliore tradizione identitaria, il nome addirittura dell'animale, e c'è forse un'area di totemismo in questo abbraccio con la capra, no? La capra cotta, certo sacrificata, però il totem capra deve essere sacrificata forse agli antichi dei pagani frentani dell'antico Molise, ma in ogni caso Capracotta ha un dialetto stupendo ed è uscito Dizionario Capracottese Italiano. Gli autori sono una coppia stagionata di dialettologi che si chiamano appunto Dell'Armi. Questa coppia ha confezionato un libro di cui si sta parlando molto, perché praticamente permette di passare in 1000 pagine dal capracottese all'italiano, e al tempo stesso poi, con l'arguzia che compete al linguista, ripassare indietro dall'italiano al capracottese. E vi lascio immaginare, specialmente all'orecchio nostro qui della Lombardia, ma naturalmente qui ci si rivolge a tutti gli italiani, e uno stesso siciliano forse non comprende il capracottese, e poi lascio immaginare agli antichi echi, no, di questa lingua arcaica che si esprime secondo modalità che potrebbero essere viste parallelamente nel bergamasco delle alte valli, naturalmente, no? Quindi con suoni che poi l'italiano non conosce perfettamente e che però riescono a dipingere una storia, una memoria, una tradizione, una volontà di conservazione che è davvero straordinaria. Ecco, quindi quando escono questi libri, nella loro formalità, cioè è chiaro, anch'io preferisco in questo momento leggere stupidamente, perché sono ricattato dal mondialismo, preferisco leggere Dan Brown, L'ultimo segreto di Dan Brown, che è in vertice nelle classifiche, certo, perché così vivo elementi di follia quotidiana. Però quando escono dei libri come il dizionario capracottese, io provo un senso di allegria, perché significa che quel mondo arcaico in tutta Italia, no? La mia trasmissione comunque Cultura Popolare Italiana è un mondo che riesce ancora a salvarsi. Certo, magari dobbiamo andare in Molise, in mezzo alle montagne, a 1000 metri per riuscire a vedere delle cose buone, però intanto lì nei posti un po' più legati all'agricoltura o all'allevamento noi troviamo
davvero delle cose stupende. L'altra notizia è quella che riguarda il Leone di San Marco. In uno delle ultime numeri di Focus, rivista che consiglio, di divulgazione, la trovate anche al supermercato, no? Che parla di scienze e di come magari anche chi non è scienziato come me, come molti, è umanista oppure non gliene frega niente di qualsiasi forma culturale, però riceve delle notizie che poi vengono ridecodificate dai giornalisti. Il Leone di San Marco è cinese. Oibò, il Leone di San Marco è cinese? Sì, perché il progetto del leone partirebbe da un viaggio di Marco Polo che aveva visto i cinesi disegnare il leone. Mamma mia! Cioè, la prima reazione è stata: qui ci vogliono scippare anche il leone. Il leone, il simbolo assoluto dell'identità, il simbolo della lingua e della cultura veneta, il simbolo di chi crede ancora in qualche modo al potere della Serenissima, no? E lì in cima a una colonna, quel leone, ecco, la colonna di San Marco che domina tutta la laguna. Qui ci vogliono scippare anche questo. Però Focus dice: non siamo sicurissimi della faccenda. È probabile che effettivamente chi è ritornato dall'estremo oriente si sia ispirato a qualcosa che stava anche là. In ogni caso il mondo veneziano l'ha adottato. Intendiamoci, Venezia non è soltanto padanità, non è soltanto identità stretta, non è soltanto riso e foraggio della Padania. No, Venezia è aperta al mondo. Io quando dico, e lo dirò ancora fra 2 minuti, abbia pazienza Natalia, ma ci arrivi 2 minuti, non di più. Ecco, quando dirò risorga Venezia, Venezia risorga, io intendo una Venezia, perdonatemi, padrona del mondo, perché Venezia capisce il mondo, Venezia regala la propria memoria, la propria identità al resto del mondo. Noi ci immedesimiamo in Venezia, come padani e come italiani, ci immedesimiamo in Venezia più che in Roma per tantissimi motivi, ma Venezia è comunque in grado di capire, di dialogare, tanto è vero che la lingua veneziana era conosciuta in tantissimi luoghi del pianeta. Io vi ringrazio per la pazienza e vi rimando, a quanto pare è aperta la radio, mi risulta così, sabato prossimo, che andremo avanti con cultura e arte, con tante altre belle novità. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre!